Buongiorno ragazzi, oggi pescatina al cefalo, sempre in compagnia con mio babbo. Saluta papà. Ciao. Ecco, allora oggi niente barca, siamo alla pesca come ho detto del cefalo, quindi io userò una canna fissa come questa e vediamo cosa uscirà. Per adesso abbiamo preso un cefaletto in misura da 20 cm, questo qui, e vediamo come va. Mangiano malissimo. Cefalotto. Preso di lato comunque, di lato. Ragazzi, altro cefalone, speriamo, vediamo. Sì dai, un bel cefalo, e allora mi metto a fondo anch'io, perché a galleggio sto prendendo solo pesciolini. È furbo. Sei furbo. Mi metto anch'io a fondo. Vieni che lo vedevi mangiare, Ho visto che Al verme che è andata, bello e buono, guardate, non mi cade in acqua. Allora ora mi metto anch'io a fondo. Galleggiante, è bello, ma se mangia a fondo peschiamo a fondo. Allora, sembrava una pescata facile, invece pa, cosa dici? Sembrava una pescata facile, ma qua è un po' dura oggi. Vediamo se cambia con la marea, magari in crescita. Intanto mi sto divertendo a prendere scardolette. Vediamo se mangia qualcosa a fondo, ma è un po' dura. Ne abbiamo presi 3-4 di cefali, ma è un po' dura. Ragazzi, mangiata improvvisa e non sono riuscito a farvelo vedere. Eccolo qua, un altro bel cefalo. Bene, sai chi incomincia, perché molto dura oggi prendere sti cefali, sono molto furbi anche. Va bene, andiamo avanti. E aspettiamo il cefali, noi prendiamo le scardoline. Vediamo se ve le faccio vedere. Fresco oggi, andiamo. Non so se vedete il galleggiante, niente, non restano allamate.
Eccola qua. Tanto ci divertiamo così. Niente ragazzi, non mangiano più. Ormai la giornata è quasi finita. Vediamo se riusciamo a fare qualche altro pesce, ma 4 orette di pesca e basta. Giornata alternativa dalla barca. Oggi ho deciso di pescare, fare una pescatina tranquilla, rilassante. E quando avevamo perso le speranze, la battaglia iniziò. Eccolo, incannato, stavolta l'ho fregato, stavolta l'ho fregato, eccolo qua. Eccolo qua, incannato, furbacchione di un furbacchione. Ma quanto mangiano male, oh. Proprio lo sfiorano l'amo. Guarda, si è anche già staccato. Robe da matti, cioè. Ho visto che non vengono su. Eccolo qua, con la tremolina ragazzi. Qua mangiano con la tremolina, non c'è niente da fare. E vediamo se ne viene su un altro. Mangiano malissimo. No, non li vedi neanche, proprio come una scardolina. I cigni, bellissimi. Ecco, sta già toccando di nuovo. Eccolo qua ragazzi, altro cefalo fregato, rubato, no fregato, rubato, perché è solo fortuna questa. Bellino, papà mi serve il guadino, bellino, dai che si molla. Sono venuti tutti sotto adesso. Eccolo, alza il piombo, ok, grazie. Dai, finalmente si è aperta di nuovo la giornata. Mettiamo la licenza, mi raccomando, qua su questo posto ci vuole anche la FIPS, bisogna, bello, questo è un bel cefalotto, bisogna sempre stare in regola, ragazzi, non facciamo i furbi. E non si molla anche, pensavo che si mollasse e invece non si molla questo. Eccoci qua,
questo è il più bello di oggi. E mio papà continua a prenderne. Eccolo qua. No, no, io non ho mai visto mangiare così. Ciao. Sei un mostro. Attento al galleggiante, vada qua, vada qua. Bello questo, eh. Bello questo, eh. Eccolo. Bellissimo. Sì, no, guarda, guarda, mi non ho parole. Papà, arrangiati perché se Dio mangiare anche sul mio. Eccolo ragazzi, alto cefalo, alto cefalo. Mamma mia, un pesce che mangia così male non ho mai visto, mai visto. Pure se un bel po' di anni che pesco, ma mangiano proprio appena per un po' di pesce del genere. Cioè so alto cefalo mezza mattina per cercarli e sono entrati adesso in pastura. No, guarda, roba da matti. Sul più bello che stavamo andando a casa. Alto cefalo. Opla. Sì, ma proprio difficile a prendere, eh? Altro cefalo, altro cefalo. Sei furbo. Ma hai visto una roba del genere io? Ciao papà, arrangite. Eccolo qua. Bestia. Ma questo è le grosse. No, sega muoia. Sega muoia. Cazzo, gli era grosse, eh. Questa è la gammarosa. Illa, illa. Cefalone. Ah no, ho ingassato la panza. Papà, questo lo deve scampare. Sì, mi scampa, ma te i ciapu. Papà, cosa dici? Giornata finita. Poi sta divertendo a prendere i pesciolini che ci servirà questa primavera per le seppie. Saluta papà. Arrivederci.
Vi saluto anch'io. Vi saluto anch'io. E niente, spero che anche questo video vi sia utile e alla prossima faremo pescata dalla barca. Ciao ragazzi.